Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Emergono nuovi particolari sul femminicidio-suicidio di Castelvetrano. La donna sarebbe stata colpita anche da alcune coltellate all'addome. Identificata la vittima dell'omicidio avvenuto nelle campagne di Pace del Mela nel Messinese, si tratta di un 42enne che aveva piccoli precedenti. Investigatori al lavoro per ricostruire il delitto. Resta in carcere Mattias Conti, il terzo presunto responsabile della strage di Monreale. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto il ricorso presentato dal suo legale. Folla di bagnanti alla spiaggia libera numero 3 di Catania, in attesa della consegna ufficiale. Niente servizio di salvataggio, infermeria chiusa. In compenso il parcheggio costa 3 euro. Servizi inefficienti ad un costo elevatissimo. AMAP e RAP bocciata dall'autorità garante della concorrenza che invita il comune di Palermo a chiudere e mettere a bando i relativi servizi. Pippo Baudo festeggia 89 anni, a fargli gli auguri l'amico di sempre, Tuccio Musumeci. Per il calcio in Serie B, Pippo Inzaghi potrebbe firmare la prossima settimana per il Palermo. Confermato Toscano alla guida del Catania, in casa rossa-azzurra resta da risolvere il nodo del direttore sportivo. Ancora buonasera e benvenuti a Sicilia 24, cominciamo con la cronaca. Ci sono nuovi particolari sull'omicidio di Castelvetrano, omicidio e suicidio. La donna che sarebbe stata infatti raggiunta all'addome anche da alcune coltellate da parte del marito. Vediamo e sentiamo i particolari nel servizio di Laura Spanò. Mary Bonanno, la 49enne insegnante di Castelvetrano, trovata morta venerdì mattina nell'androne della sua abitazione, ora sotto sequestro, sarebbe stata raggiunta anche da alcune coltellate all'addome. In attesa dell'autopsia disposta dalla Procura di Marsala, che coordina le indagini, è stata eseguita sul corpo della donna un'ispezione da parte del medico legale. Dagli accertamenti emerge che oltre alle ferite alla testa cagionate da una chiave inglese, la donna presenta anche ferite d'arma da taglio all'addome che sarebbero state inferte verosimilmente con un coltello da cucina rinvenuto in prossimità del corpo. Il marito, infermiere a Villa Sofia a Palermo, si è invece lanciato dal terrazzo dell'abitazione di via 4 Aprile. I nuovi particolari emersi in queste ore servono agli investigatori dell'Arma che seguono le indagini di delineare i contorni di questo dramma che ha sconvolto le famiglie dei due coniugi, Francesco Campagna e Mary Bonanno, e con loro tutta la comunità di Castelvetrano. Da una prima ricostruzione, da ieri vengono ascoltate le 3 figlie della coppia e i parenti più intimi. Pare che Francesco Campagna fosse stato cacciato da casa dalla moglie e da 10 giorni viveva in un'abitazione di Selinunte. Venerdì mattina era ritornato in via 4 Aprile, forse per un chiarimento, probabilmente pensava che a casa non ci fosse nessuno in quel momento. La moglie infatti insegnava in una scuola di Castelvetrano. Non si capisce cosa possa essere successo tra marito e moglie e la rabbia che abbia potuto scatenare Campagna tanto da armargli la mano per uccidere la moglie. Intanto a Castelvetrano sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie funebri di Mary Bonanno. E adesso un altro delitto, quello avvenuto a Pace del Mela nel Messinese. La vittima ha un nome, l'omicidio, lo ricordiamo, è avvenuto nelle campagne proprio del paese in provincia di Messina. Il corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Francesco Triolo. È di Angelo Pirri, barcellonese di 42 anni, il cadavere ritrovato ieri mattina nelle campagne di Pace del Mela, a ridosso dell'autostrada Messina-Palermo. Ad identificarlo i carabinieri della compagnia di Milazzo che stanno conducendo le indagini sull'omicidio dell'uomo sotto il coordinamento del procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera. I militari del RIS hanno lavorato sino a tarda sera per raccogliere indizi e tracce utili a fare luce sul fatto di sangue. L'uomo è stato trovato a terra, a faccia in giù, in una stradina sterrata che costeggia la corsia autostradale e termina su via Antonino Torre. Alla nuca il segno di un colpo che sembrava inizialmente un foro di proiettile, ma potrebbe essere compatibile anche con un corpo contundente. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. L'omicidio, ad un primo esame esterno del medico legale Giovanni Andò, potrebbe essere avvenuto 24-48 ore prima, ma non risulta alcuna denuncia di scomparsa. Sarà l'esame autoptico a verificare poi se ci siano altri segni di violenza o di colpi di arma da fuoco.
Nella giornata di ieri è stato controllato tutto il costone montano grazie all'intervento dei carabinieri cacciatori di Sicilia. Sono stati eseguiti anche rilievi dall'alto e con un metal detector si dovrà capire come il corpo sia finito in quella campagna, se gettato lì o se la vittima, prima di essere uccisa, sia stata fatta scendere da un'auto che poi si è allontanata in autostrada. Resta in carcere Mattias Conti, il terzo presunto responsabile della strage di Monreale. Il tribunale ha respinto il ricorso presentato dal suo legale. Manlio Viola. Non ho partecipato alla prima fase della rissa e non ho sparato a nessuno, ma soltanto colpi di pistola in aria mentre scappavamo. Mattias Conti, il terzo ragazzo dello Zen, arrestato per la strage costata la vita a 3 giovani di Monreale la notte dello scorso 27 aprile, ha raccontato per il tramite del suo avvocato difensore la sua versione dei fatti al GIP a margine del ricorso con il quale chiedeva di essere scarcerato. Il tribunale ha deciso che Conti resterà comunque in carcere, ma la versione fornita dall'indagato apre una serie di interrogativi. Conti ricostruisce i fatti in maniera diversa rispetto agli inquirenti. La rissa si sarebbe svolta in 2 fasi. Prima lo scontro a colpi di casco, bottiglie e sedie e lui non avrebbe partecipato. Poi Calvaruso, che stava soccombendo, avrebbe preso la pistola e sparato a chi lo stava picchiando. Sarebbe stato lui a uccidere almeno 2 delle 3 vittime. Mattias Conti, che era sul sellino posteriore della BMW guidata da Acquisto, a questo punto avrebbe sparato in aria per aprirsi la strada per la fuga. Per gli inquirenti però ci sarebbero frame dei video nei quali lo si vede prendere la mira e sparare ad altezza d'uomo. Infine, le cause della rissa. I carabinieri indagano su alcuni furti avvenuti nei giorni precedenti, furti dei quali i monrealesi avrebbero accusato i ragazzi dello Zen. Da qui l'esplodere della violenza. Torniamo a Messina, dove un 62enne è stato arrestato perché, secondo l'accusa, avrebbe violentato un minorenne nella sua cantina. Il secondo arresto per reati sessuali in appena 2 giorni nel capoluogo siciliano. Sentiamo Francesco Triolo. Lo avrebbe portato nella sua cantina con la scusa di svolgere alcuni lavori di falegnameria e poi lo avrebbe costretto ad un rapporto sessuale. Con l'accusa di violenza sessuale commessa ai danni di un ragazzo minorenne, un 62enne è stato arrestato questa mattina a Messina. Il provvedimento del tribunale, dopo le indagini svolte dalla sezione omicidi, reati contro la persona e reati sessuali della squadra mobile. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dopo le dichiarazioni del ragazzo, che ha raccontato di essere stato invitato dal 62enne presso la sua cantina per svolgere alcuni lavori, durante i quali l'uomo aveva chiuso a chiave la porta, costringendo il giovane a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. Le indagini hanno permesso di individuare l'indagato e costruire il quadro probatorio da presentare al GIP, che ha disposto la misura restrittiva. Appena 2 giorni fa un altro minorenne era stato vittima di un'aggressione sessuale. Questa volta a Patti un 31enne ha attirato in un'abitazione una 14enne facendole fumare hashish e costringendola ad un rapporto sessuale, nonostante le reiterate resistenze della stessa giovane. Anche in quell'occasione l'uomo è stato arrestato, ma resta alta l'attenzione delle procure e delle sezioni specializzate delle forze dell'ordine per questo tipo di reato. Condanna a 6 anni di carcere per i cugini Agostino e Giuseppe Romano. Sono accusati di aver violentato una turista italo-canadese in una stanza di un bed and breakfast nel novembre del 93 a Palermo. Il pubblico ministero aveva chiesto pene più pesanti, 10 anni per Giuseppe, 7 per Agostino, ma il GUP, pur riconoscendo le responsabilità di entrambi, ha concesso le attenuanti generiche. Adesso siamo a Catania, in attesa della consegna ufficiale. La spiaggia libera numero 3 strapiena di bagnanti. In mattinata niente, servizio di salvataggio, infermeria chiusa. In compenso, chi entrava nel parcheggio doveva pagare 3 euro. Sul viale Kennedy centinaia di auto in sosta vietata. Tonino De Mara. Il parcheggio della spiaggia libera numero 3 è strapieno. Una sedia improvvisata all'ingresso non consente alle auto di accedere perché non ci sono posti. Tutti occupati e tutti hanno pagato 3 euro, con tanto di ricevuta sul parabrezza. 3 euro. 3 euro. Esattamente. 3 euro. 3 euro per parcheggiare, sì. 3 euro. 3 euro? Ma lei ha pagato il parcheggio? Sì, certo. Quanto? 3 euro. Lo sai che ufficialmente la spiaggia libera non è aperta e di conseguenza non si dovrebbe pagare? Lo so, purtroppo qua siamo in Sicilia e funziona così.
€3 non dovuti, sì, perché la spiaggia libera numero 3 della Playa, così come i solarium di Ognine e San Giovanni di Cuti, non è ufficialmente aperta e di conseguenza l'area di sosta gestita dalla Stella Polare non dovrebbe essere a pagamento. Di fatto chi entra deve pagare e con la maggiorazione di 50 centesimi nei fine settimana. Saldato il conto, a volte anche in anticipo, si arriva alla spiaggia affollata di buon mattino. Nell'acqua poco limpida tante persone, in prevalenza bambini. Alzando lo sguardo notiamo una bandiera rossa. Non ci sono condizioni meteo avverse né divieti di balneazione, quasi sicuramente sventola per l'assenza di servizio di salvataggio. Niente salvataggio, almeno in mattinata, e niente infermeria. Sono le 10:30, la spiaggia libera numero 3 è piena di bagnanti, c'è il servizio di parcheggio, €3, però non c'è l'infermeria che, come potete vedere, è chiusa con un bel lucchetto. Sul viale Kennedy nulla è cambiato, con decine di auto in sosta vietata che rendono pericoloso il transito dei pedoni. Immutato lo scenario anche alla spiaggia libera numero 1, dove all'ingresso troviamo rifiuti di ogni tipo ed Eternit con le sue cancerogene fibre di amianto. Signori, benvenuti alla Playa. Siamo a Catania perché in un parcheggio vicino a un supermercato di Corso Sicilia una donna è stata avvicinata da un posteggiatore che con tono insistente e minaccioso le ha chiesto dei soldi. La signora è riuscita fortunatamente ad allontanarsi, ha chiamato il 112 che ha inviato una pattuglia. Il parcheggiatore, un trentenne senza fissa dimora, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e denunciato per tentata estorsione. Da Catania a Palermo e adesso per parlare della bocciatura sia di AMAP che della RAP. I servizi, secondo l'autorità garante della concorrenza, sono inefficienti e sono costosissimi. Sentiamo il servizio. Troppo care e troppo inefficienti, per questo non possono essere considerate strategiche a norma di legge. La loro esistenza è una turbativa alla libera concorrenza e il Comune di Palermo dovrebbe chiuderle. È la dura relazione dell'Autorità Nazionale Garante della Concorrenza, nella quale contesta proprio al Comune capoluogo della regione il ricorso a due grandi partecipate pubbliche per i servizi in città, ovvero AMAT e RAP, le aziende del trasporto pubblico e della raccolta dei rifiuti. Già un anno fa l'autorità aveva mosso contestazioni al Comune, che aveva risposto indicando correttivi in corso di adozione nel prossimo contratto di servizio. È passato un anno, i nuovi contratti di servizio adesso ci sono stati approvati anche dal Consiglio Comunale, ma la situazione secondo l'autorità non è cambiata. I servizi resi sono in coda alle classifiche nazionali e i costi elevatissimi, dunque Palermo deve dismettere la propria partecipazione e fare un bando di gara per affidare i servizi a società private. Trattandosi di società interamente controllate, significherebbe chiudere due delle principali aziende della città. Una relazione grave con accuse pesanti che mette in difficoltà il Comune, che non può chiudere e licenziare senza gravi ricadute sociali, mentre anche un appalto che imponga di utilizzare il medesimo personale con una clausola di salvaguardia non risolverebbe il problema e non sarebbe accettato dai lavoratori. Siamo adesso a Gela, aumentano i casi di schizofrenia paranoide legati all'uso e soprattutto all'abuso di crack, una droga economica ma devastante. Il servizio di Jerry Italia. È un'escalation silenziosa ma inarrestabile: ansia, depressione, disagio sociale e oggi anche psicosi gravi. Il fenomeno più allarmante è l'aumento dei casi di schizofrenia paranoide legati all'abuso di crack. L'allarme arriva dai medici del centro di salute mentale di Gela, che da tempo ormai si trovano a fronteggiare un incremento netto soprattutto di pazienti affetti da patologie psichiatriche legate all'abuso di stupefacenti. Il crack è una sostanza potente, economica e soprattutto rapida. L'effetto dura appena 20 minuti, chi ne fa uso è costretto a consumarlo di continuo, scivolando velocemente nella dipendenza e poi nel delirio. Spesso questi pazienti, quando abusano dell'utilizzo di queste sostanze, hanno delle manifestazioni simili paranoidee, incominciano a vedere il mondo come ostile nei loro confronti, temono di essere controllati, di essere seguiti e quindi hanno necessità di, quando ne hanno coscienza, perché spesso non ne hanno coscienza, di essere aiutati e presi in carico dai servizi di salute mentale. La droga è sempre più diffusa anche tra gli adolescenti. Il primo tiro arriva ormai a 14 anni, complice l'abbattimento dei prezzi imposto dagli spacciatori per allargare la clientela. Il centro di salute mentale in città è però al collasso, tanti pazienti e pochi medici, e intanto aumentano i trattamenti sanitari obbligatori per pazienti sempre più giovani. Questo è il dramma, perché la fascia d'età è quella che va dai 15 ai 30 anni prevalentemente.
Una nuova emergenza sanitaria che corre più veloce delle risposte e che colpisce dritto al cuore delle nuove generazioni. Una breve sosta e poi le altre notizie. Siamo di nuovo insieme a Pozzallo, nel Ragusano. Una mostra celebra lo stretto legame tra il borgo e il mare. 50 modellini di navi realizzate dalle pazienti mani dai nostromo locali impegnati in lunghi anni di navigazione. Il servizio è di Veronica Barbarino. Vascelli, galeoni, brigantini, caracche, navi mercantili e da pesca locale. Sono i modellini realizzati da pazienti mani pozzallesi esposti nella mostra Mare Vero, l'essenza di un borgo, ospitata allo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo. 50 pezzi in legno che raccontano con cura dei dettagli le navi che per molti Nostromo sono state casa nei lunghi anni di navigazione. I periodi a bordo erano lunghi e per passare il tempo si cimentava uno a costruire questi modelli. Come li costruiva? E si arrangiava con quello che trovava a bordo, cioè tutto ciò che c'era, faceva dei modellini. Addirittura si riusciva a fare modellini, li ho visti fare io con i fiammiferi. La terra poi l'hanno trasmessa ai figli, ai nipoti, eccetera, eccetera, ed è rimasta una tradizione. Curiose e antiche, tra le rappresentazioni in mostra le navi dentro le bottiglie. C'è un lavoro di preparazione che si svolge tutto fuori dalla bottiglia, cioè in bottiglia non si fa niente alla fine, perché si la barca tutto, vele, fili, scafo, si costruisce fuori dalla bottiglia, alla fine si mette dentro la bottiglia e si passa dal collo della bottiglia. Infatti lo scafo, se si guarda lo scafo dentro, è più piccolo sempre del collo. La mostra sarà fruibile fino al 15 giugno. E ora voltiamo pagina. Oggi Pippo Baudo compie 89 anni, a lui i nostri migliori auguri e più cari, e poi quelli di un suo amico di tutta la vita. Sentiamo il servizio e l'intervista di Tonino De Mana. Io gli auguro ancora tanto bene, perché ha una mente di una lucidità. Ogni volta che ci sentiamo mi dice delle cose che io tante volte ho dimenticato, va bene, ma è una persona. Poi siamo rimasti molto affezionati, va bene, noi i primi anni, stiamo parlando dei primi anni 50, 53, 54, va bene, e da allora non ci siamo mai più lasciati. Lei conserva una fotografia che ha mostrato a noi adesso, sì. Vi ritrae quando eravate un po' ragazzini. Eravamo due non scapestrati, ma due fannulloni che non sapevamo cosa fare nella vita. Due ragazzini ribelli. Eravamo due ragazzini, difatti facevamo gli spettacoli di nascosto. Sua mamma non diceva completamente, il papà era inferocito, che voleva che faceva un utaro. Non era completamente, cioè, impensabile. Bisogna fare gli auguri di quello che inventò i più grandi programmi della RAI. La RAI dovrebbe fare una statua a Pippo Baudo. Ancora tanti cari auguri a Pippo Baudo, adesso altra sosta e poi la pagina sportiva. Nel momento del calcio, Pippo Inzaghi la prossima settimana si legherà ufficialmente al Palermo, una questione di dettagli, e poi arriverà la fumata bianca. Marco Gullà. Questione di giorni e poi Pippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Nessuna frenata nella trattativa che porterà l'ormai ex allenatore del Pisa alla Corte Rosanero. Il nodo ancora da sciogliere riguarda il Pisa, che ha una posizione di forza per via degli ulteriori 2 anni di contratto firmati dal tecnico. Però ci sarebbe un accordo di massima che sarebbe raggiunto e includerebbe l'arrivo in Sicilia anche di Emanuel Vignato in cerca di rilancio. Il Pisa attualmente sta cercando di ottenere il più possibile dalla trattativa, giocando a rialzo, ma la volontà di Super Pippo sarebbe stata decisiva. In sintesi sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima che i contorni della vicenda si definiscano del tutto. Ma Inzaghi a Palermo avrebbe anche altri 2 suoi fedelissimi, ovvero Tramoni e Moreo. Il Pisa però fa muro, anche perché in massima serie non vorrebbe sfigurare. Prossima settimana quindi decisiva, motori accesi, il Palermo ha fretta di chiudere per il suo nuovo allenatore.
E adesso il Catania, che ha confermato, lo ha fatto attraverso il suo vicepresidente Vincenzo Grella, la direzione, la guida tecnica della squadra anche per la prossima stagione, Mimmo Toscano. Si sta in questo momento discutendo sul futuro del direttore sportivo, vedremo se sarà confermato o no Faggiano. Il servizio. Toscano, e questo lo si sapeva da tempo, resta la guida del Catania. Grella ha fatto chiarezza ulteriore, anche perché giugno è il mese senza calcio, quello dove si chiude una stagione e se ne comincia un'altra, ma è il mese della programmazione. Fare le cose bene adesso serve per il futuro. Anche un minimo tempo per riflettere su poi una decisione che poi rimane. Sappiamo che non è un tempo infinito, che dobbiamo muoverci perché questo tempo in più per disegnare la nuova stagione è un vantaggio che il club può avere sugli avversari, lo sappiamo. Calma, soppesare ogni decisione, ma non troppo. Questa è la sintesi del discorso di Grella, anche perché c'è un ruolo, quello del direttore sportivo, che resta per così dire vacante. Valutazioni in corso, ha detto l'amministratore delegato rossazzurro, a breve la decisione. Qui occorre veramente fare presto per capire se Faggiano resterà o se ci sarà un avvicendamento, perché se giugno è il mese della programmazione, il DS in questa fase è fondamentale. La volontà del club è quella di mantenere separati gli investimenti per Torre del Grifo dal budget per il mercato di rafforzamento della squadra. È naturale pensare che, visto la spesa e visto il momento del club, che la gestione del club che ha dei costi importanti può, in una logica di intelligenza della spesa, incidere, ma incide in un modo non così determinante se vogliamo parlare dei sforzi del presidente sulla parte sportiva, sulla prima squadra. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona serata.